Buongiorno, in questo momento ci troviamo nel cantiere della Torre Faro 5 che fa parte del progetto di implementazione e adeguamento dell'impianto di illuminazione sia del porto di Savona che del porto di Vado Ligure. Questo progetto nasce dall'esigenza di implementare l'illuminazione nelle aree portuali, sia per quanto riguarda la viabilità che le aree stesse, con il fine ultimo di aumentare la sicurezza e garantire quindi l'operatività portuale 7 giorni su 7, 24 ore su 24. In numeri si parla pertanto dell'installazione di 20 pali luce, 165 proiettori su 11 strutture e edifici esistenti, la posa di 20 km di cavi elettrici, 21 nuove torri faro che raggiungono anche un'altezza di 50 metri, incrementando così il numero delle torri faro di Savona da 12 a 26 e di Vado Ligure da 7 a 11. In questo momento stiamo assistendo al montaggio della torre faro da 50 metri, la più alta del porto di Savona. I lavori sono iniziati con l'arrivo in cantiere dei componenti. La movimentazione e l'assemblaggio avviene a terra, così come il fissaggio della testa della torre e della relativa corona. Dopo aver tirato al suo interno i cavi di alimentazione, la torre è messa in verticale a mezzo di autogru e fissata coi tirafondi. L'assemblaggio finale con le parti elettriche, il montaggio dei proiettori e la messa in esercizio della torre avviene in un secondo momento, quando le torri faro sono assicurate ai tiranti. Il progetto porterà a un ammodernamento degli impianti esistenti, migliorando l'illuminamento di oltre il 200%, con conseguente riduzione dei costi di manutenzione e soprattutto dei consumi energetici.